C'era una volta, in una terra lontana chiamata Nicomedia, 3 fratelli. Luciano, Florio e Marciano erano nati sotto il cielo brillante di stelle e avevano trascorso la loro vita studiando l'arte delle stelle e dei misteri che solo pochi osavano esplorare. La loro magia era potente. Si diceva che potessero chiamare i venti e piegare la volontà degli uomini. Erano temuti e rispettati, ma anche soli, persi in un mondo di ombre. Un giorno, mentre erano immersi nei loro studi, una giovane donna arrivò nella loro città. Era diversa da chiunque avessero mai incontrato. Il suo nome era semplice, ma la sua fede era forte come il ferro. Aveva negli occhi una luce che nessuno dei fratelli poteva ignorare. Lei non aveva paura della loro magia, non indietreggiava davanti alle loro parole oscure. Era cristiana e credeva in un Dio che amava senza chiedere nulla in cambio. I fratelli, incuriositi dalla forza della sua fede, cercarono di spezzarla, ma ogni incantesimo che lanciavano contro di lei, ogni tentativo di farla cadere nel dubbio, falliva. La ragazza restava salda, come una roccia davanti a una tempesta. Non era solo la sua fede che li affascinava, era la sua purezza, la sua luce interiore. Nessuno dei loro poteri poteva toccarla. Giorno dopo giorno, i 3 fratelli iniziarono a sentire dentro di loro un vuoto che la magia non poteva riempire. Quel vuoto cresceva sempre di più, fino a quando la loro sete di conoscenza si trasformò in sete di verità. Decisero di abbandonare la magia che per anni li aveva legati a un mondo oscuro e pericoloso. Si avvicinarono alla ragazza e le chiesero di parlare del suo Dio, del suo amore, della sua speranza. Lei, con un sorriso gentile, parlò loro di Gesù, della sua misericordia e del perdono che offriva a chiunque volesse seguirlo. I cuori dei fratelli furono toccati, sentivano una pace che non avevano mai conosciuto prima. Non erano più i grandi maghi, ma uomini semplici in cerca di una nuova vita. Decisero di convertirsi, di lasciare il passato dietro e di dedicarsi al Signore. Divennero sacerdoti e si ritirarono in una vita di solitudine, vivendo come eremiti, lontani dai rumori del mondo. Ma il silenzio non durò a lungo. Sentirono una voce dentro di loro, una chiamata più grande. Dovevano andare nel mondo, dovevano raccontare a tutti della loro trasformazione. Così iniziarono a predicare, a parlare del Vangelo, della speranza che avevano trovato. La loro voce arrivò presto alle orecchie del giudice Sabino, un uomo senza pietà. Egli non sopportava chi osava sfidare le leggi dell'impero, chi parlava di un Dio diverso da quello degli uomini. Fece arrestare i 3 fratelli e li portò davanti a lui. «Rinnegate il vostro Dio», disse con voce dura. Ma Luciano, Florio e Marciano lo guardarono con occhi pieni di pace. Non c'era paura in loro, solo la consapevolezza di aver trovato la verità. Sabino, furioso, li condannò a morte. Furono legati e portati davanti a un grande rogo. Le fiamme erano alte e brillavano nel cielo scuro, pronte a consumare i loro corpi, ma nei loro cuori c'era solo amore. Non si disperarono. Mentre il fuoco li avvolgeva, sembrava che una luce ancora più grande brillasse intorno a loro. Non erano soli. Sentivano la presenza di Dio, lo stesso Dio che li aveva chiamati fuori dall'oscurità. Le fiamme diventarono un abbraccio di luce e i 3 fratelli, con un sorriso sereno, lasciarono questo mondo, sapendo che il loro sacrificio non sarebbe stato dimenticato.
Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.